Siete inutili, non servite un voi, cioè siete peggio della Oh, chi è che dice ste robe? Pronto? Ah, Non so chi sia che è intervenuto. interviene in questo modo, insomma, vabbè. È iniziata così ed è finita peggio l'azione di disturbo organizzata da ignoti ai danni della videoconferenza dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin che, come da tradizione, intendeva fare il punto sugli interventi della protezione civile nel Bellunese nel corso dell'anno. 20 minuti sono bastati per sentire l'audio di una voce estranea ai partecipanti. A casa Rimasto. mia bruciamo la protezione civile, ci fa proprio schifo. Insulti alla protezione civile, epiteti irripetibili, bestemmie e lancio di immagini pornografiche hanno costretto in fretta e furia a sospendere il meeting e a organizzarne un altro con inviti personalizzati. Ho segnalato l'accaduto alla polizia postale, ha dichiarato l'assessore Bottacin, di materiale per risalire ai sabotatori ce n'è a iosa. L'anno 2020 è stato un anno molto complicato sul fronte delle emergenze, prima gli incendi boschivi nel Vicentino, poi le alluvioni, le trombe d'aria che hanno colpito il Bassanese, il Veronese e il Vicentino. A dicembre la pioggia eccezionale che in provincia di Belluno per quantitativi è stata seconda solo a Vaia. Danni ingentissimi, spiega Bottacin, preoccupato perché a fronte delle istruttorie che superano i 100 milioni di euro solo per la provincia di Belluno, nel bilancio dello Stato vi sarebbe un importo similare da ripartire fra tutte le emergenze che hanno flagellato l'Italia intera. Ma Bottacin ha ricordato l'impegno della protezione civile a sostegno dell'emergenza Covid. Un anno impegnativo anche per il sottoscritto perché il sottoscritto e tutto il sistema della protezione civile sono stati impegnati in prima linea per far fronte al Covid, dando tutto il supporto necessario alla sanità, in modo particolare i volontari della protezione civile che ancora una volta si sono distinti per la loro efficacia ed efficienza e vorrei ricordare che hanno regalato oltre 150.000 giornate uomo alla collettività e se uno si mettesse a valorizzare questo dato scoprirebbe che hanno regalato alla collettività più di 30 milioni di euro. E poi l'impegno nel settore ambientale e dei rifiuti con l'attivazione di un tavolo istituzionale per i controlli e la sicurezza ambientale. Nel Bellunese, Regione e Provincia lavorano fianco a fianco per la grande sfida dell'idroelettrico. Quanto alla difesa del suolo, abbiamo portato avanti ancora centinaia di cantieri, oltre 400 cantieri anche nel 2020, cantieri sia che riguardano l'ordinarietà sia che riguardano i lavori post emergenza Vaia e quindi un impegno a 360 gradi.